Sono scesi in piazza per distribuire volantini e protestare con bandiere e striscioni. Rappresentano la maggioranza dei poliziotti in servizio a Treviso, 5 sigle unite per dire basta al sistema di gestione attuale della sicurezza per la caserma Serena. È un disagio che tutti quanti i poliziotti in maniera trasversale stanno vivendo per quanto riguarda sia i turni e per quanto riguarda il servizio ai vari cittadini. Sul banco degli imputati c'è il prefetto Laura Lega. Nonostante siano stati aggiunti a controllo della caserma 10 carabinieri, suddivisi in 2 turni da 5 persone, alla polizia tocca coprire il resto. Il risultato? Meno agenti in giro a controllare il territorio. Se la volante guarda una caserma dove già c'è una vigilanza interna, non fa il controllo del territorio, quindi aumentano i furti, i reati. Se si devono commettere non si commettono nella caserma, si commettono in giro. Quindi non serve a niente tenere poliziotti e carabinieri fermi davanti a una caserma. Ma a far dissotterrare l'ascia di guerra ci sono anche le dichiarazioni del prefetto riguardo alla richiesta di impiegare l'esercito per il controllo dei profughi, lasciando così alla polizia il compito di controllare le strade. Non si capisce perché non venga chiesto l'impiego del reparto mobile, che probabilmente sono le persone più deputate a gestire questo tipo di emergenza, posto che riteniamo altamente offensivo che si sia stato detto che l'esercito debba essere impiegato per cose serie. Infine i sindacati chiedono un incontro. La possibilità di incontrarla perché si sta comportando da rappresentante di un governo che è abituato a dei monologhi a distanza, quindi dei chiarimenti probabilmente noi li vogliamo e vorremmo darli a lei come conoscenza del territorio.